Ladri in azione in 2 abitazioni nel comune di Arcugnano, una zona martoriata dai malviventi per fatti simili che hanno messo in allarme i residenti. Questa volta però ai ladri è andata male. Il racconto del sindaco che ha telefonato subito al proprietario preso di mira. Mi ha raccontato la vicenda che è stata abbastanza impattante, emozionante, perché hanno avuto questo ingresso di queste 2 persone nella loro casa e hanno avuto anche una colluttazione e che ha coinvolto anche altre persone. Però appunto mi diceva che c'è stata una forma di aiuto da parte dei vicini di casa che sono intervenuti e con loro sono riusciti a bloccare almeno uno dei 2 malviventi. Si tratta di un cittadino albanese di 36 anni senza fissa dimora che è stato poi preso in consegna dai carabinieri. L'uomo è stato infine condotto in carcere in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di furti in abitazione, rapina impropria, lesioni personali e in concorso. I criminali infatti non hanno esitato ad impugnare i cacciaviti a mo' di coltelli per intimorire i residenti della zona che sono stati aggrediti anche a calci e a pugni. I cittadini qui sono in stato di allerta continuo. Circa un mesetto fa c'è stato più o meno nella stessa zona un intervento di ladri. Questi sono entrati in casa, sono entrati in una casa di una persona che conosco, però si sono presentati apparentemente a mani nude. Lì invece mi ha raccontato appunto il proprietario che sabato sera questi avevano degli strumenti che certamente avrebbero fatto del male se venivano usati come avrebbero voluto loro. E solamente il fatto che c'è stata la collaborazione dei vicini sono riusciti a bloccare uno dei 2. La speranza del primo cittadino è che le aggravanti dell'assalto all'abitazione siano sufficienti per trattenere in carcere il malvivente e dare così certezza della pena. Che almeno facciano un po' di giorni in prigione, sperando che questo serva a far maturare una sensibilità e una coscienza.